Eder. Mech. Pallister. 11 marzo 2022. Conoscevo Liliana dal 2015 per rapporti di vicinato. Nel 2019 io ed il mio convivente Nasti Salvatore abbiamo iniziato a frequentare Liliana ed il marito Sebastiano, in quanto assieme a loro abbiamo fatto diverse gite in bicicletta e da lì è nata una amicizia tra di noi. La Resinovic non mi aveva mai confidato aspetti della sua vita sentimentale. Il giorno 14 dicembre 2021 nel pomeriggio il mio convivente Salvatore, dopo essersi incontrato con Sterpin Claudio, che io non conoscevo, è rientrato a casa riferendomi che lo Sterpin gli aveva detto che intratteneva una relazione affettiva con Liliana e che nella mattinata dovevano incontrarsi, ma lei non si era presentata all'appuntamento e nemmeno aveva risposto. Per tale motivo lo Sterpin, temendo che le fosse successo qualcosa, aveva chiesto l'aiuto di Salvatore per cercare di contattare Liliana. Cascata letteralmente dalle nuvole, ho pensato di verificare la notizia appena appresa direttamente attraverso Liliana, mandandole un messaggio WhatsApp con il quale la invitavo a casa mia per farle un regalo. Dopo 5 minuti circa ricevevo una chiamata dal telefono di Liliana, alla quale rispondevo venendo a conoscenza che il telefono era in quel momento in uso a Sebastiano, il quale nella circostanza mi informava che Liliana non era in casa e dalla mia affermazione che le volevo consegnare un regalo, Sebastiano mi invitava a raggiungerlo a casa sua, cosa che ho fatto assieme al mio convivente. Raggiunto Sebastiano, quest'ultimo ci ribadiva che Liliana non era rientrata a casa e alla mia domanda su quali fossero gli usuali orari del suo rientro lo stesso mi rispondeva che era solita rientrare corso le ore 15:30-16, aggiungendo che generalmente durante il corso delle giornate non si sentivano, abitudine del quale io ero già a conoscenza. Questo accadeva vero le ore 17:45 circa. Nei giorni successivi ho appreso da Sebastiano che il martedì ed il mercoledì Liliana li dedicava ai suoi interessi personali senza dover rendergli conto di ciò che faceva, così come, peraltro, faceva lui. Sebastiano ci riferiva sempre il 14 che mentre si trovava in cucina sentiva il suono di una notifica telefonica, accorgendosi che Liliana aveva lasciato entrambi i telefoni in soggiorno. A quel punto chiedevo a Sebastiano se sapeva com'era vestita Liliana e se si fosse allontanata con i propri effetti personali, tra i quali la sua borsa. Sebastiano mi rispondeva di non essere in grado di riferire in merito, dicendomi che l'ultima volta che l'aveva vista era la mattina quando lui era uscito di casa. Come ho già detto in precedenza, a quel punto mi attivavo chiamando gli ospedali con esito negativo ed avvertendo la sala operativa della questura. Poi chiedevo a Sebastiano di attivarsi per la denuncia di scomparsa, ma lui mi diceva che era intenzionato ad aspettare, tant'è che non ha voluto chiamare il numero di telefono presente nel registro chiamate del telefono e che io avevo rilevato direttamente. Nell'occasione ho avuto la sensazione che Sebastiano sapesse che Liliana non sarebbe rientrata e che sapesse delle cose che noi non sapevamo. Così come noi eravamo al corrente delle cose che ritengo lui non sapesse, e mi riferisco alla relazione tra Liliana e Sterpin. Nella circostanza io ho pensato che Liliana si fosse allontanata volontariamente, poiché Sterpin aveva riferito al mio convivente che il giorno 16 dicembre avrebbe dovuto dire al marito che aveva intenzione di interrompere il loro matrimonio per iniziare la convivenza con lo Sterpin con inizio il giorno 19 dicembre. Per tale ragione ho chiesto a Visintin se Liliana avesse portato con sé degli indumenti. Sebastiano mi rispondeva che non lo sapeva, facendomi vedere, su mia richiesta, le prime 2 ante dell'armadio dove la moglie conteneva diversi capi di abbigliamento che erano nell'occasione sistemati con il massimo ordine. Ho pensato che Liliana, non sapendo affrontare la situazione con il marito,
si fosse allontanata per far scoppiare il caso per poi ricomparire una volta che lo Sterpin e Visintin si fossero confrontati tra loro. E quindi lei avrebbe potuto fare ritorno il 19 dicembre a cose chiarite a casa dello Sterpin. Ho pensato che Liliana potesse avere preso una stanza in un albergo a Sežana in Slovenia. Anche perché se avesse alloggiato in Italia la polizia l'avrebbe potuta rintracciare, mentre per rintracciarla in Slovenia sarebbero stati necessari alcuni giorni e pertanto non prima del giorno 19. Preciso che in quella circostanza io non sapevo che Liliana si era allontanata senza documenti di identità, anche perché quando ho chiesto a Sebastiano, il giorno 14, di controllare nei cassetti della moglie per cercare qualche informazione, lui mi ha detto che non lo avrebbe fatto perché non ha mai messo le mani nelle cose di Liliana. Ho anche pensato che avesse trovato ospitalità presso una cugina che abita a Plavie di cui ho successivamente appreso il nome, Silvia Radin. Non sono in grado di riferire se potesse aver trovato ospitalità da amici di Trieste, anche se non posso escluderlo perché se ad esempio avesse chiesto aiuto a me l'avrei ospitata per il tempo necessario a risolvere i propri problemi. In merito però voglio precisare che per quanto conoscessi Liliana non penso che avrebbe arrecato disturbo a terze persone, in quanto Liliana era abituata ad arrangiarsi da sola. Premesso che la sera del 14 prima di lasciare il suo appartamento avevamo detto a Sebastiano che se si fosse deciso a denunciare la scomparsa lo avremmo accompagnato noi. Riferisco verso le ore 22 Sebastiano mi chiamava dicendomi che voleva presentare la denuncia pregandomi di accompagnarlo, cosa che ho fatto unitamente al mio convivente. In particolare mentre Salvatore rimaneva in attesa nell'apposita sala, io accompagnavo Sebastiano nell'ufficio denunce e presenziavo alla stesura dell'atto. In quell'occasione ho inviato un messaggio a Salvatore ma per sbaglio lo ho inviato sul numero di telefono di Liliana. Volevo avvisare Salvatore che stavamo facendo, intendendo dire che stavamo ancora formalizzando la denuncia. Mi sono accorta dell'errore perché il telefono di Liliana su cui ho inoltrato il messaggio ce lo aveva al seguito Sebastiano, quindi è partito il suono della notifica ed entrambi abbiamo immediatamente controllato constatando l'errore di invio. Immediatamente dopo ho inviato a Salvatore il medesimo messaggio. Potete controllare i messaggi e avrete conferma. All'interno dell'appartamento, come ho detto, ho toccato uno dei telefoni di Liliana che mi ha dato Sebastiano per guardare le chiamate. Sebastiano ha preso il telefono dal tavolino posizionato sulla sinistra del divano del soggiorno. Non sapevo che Liliana aveva una copia delle chiavi di riserva del proprio appartamento, né che portava con sé bottiglie d'acqua all'interno della propria borsetta. Liliana portava sempre la fede al dito. Liliana mi aveva detto che saltuariamente si incontrava per un caffè con un amico che abitava in zona Sottolongera. Sterpin nei giorni successivi, quando glielo avevo detto anche a lui, mi ha indicato che potrebbe trattarsi di Covalero Fulvio, ma Liliana non mi aveva fatto nessun nome. Non so se Liliana frequentava alcuni luoghi specifici nel rione di San Giovanni. Non ho sentito o visto litigare Visintin Sebastiano e Resinovic Liliana il giorno 14 dicembre 2021 nei giorni precedenti la scomparsa. Nella zona dell'ex OPP, io e il mio convivente ci passiamo giornalmente per portare a passeggio i cani. Passeggiamo nella zona del Parco delle Rose e quelle dove si trova l'ex teatrino Basaglia. Né io né il mio convivente abbiamo effettuato ricerche nella zona in cui Liliana è stata ritrovata nei giorni della sua scomparsa o in altre. Salvatore, alcuni giorni prima del ritrovamento del corpo di Liliana, ha pensato che le ricerche erano state effettuate in alcune zone boschive ma non nell'area dell'ex OPP e perciò l'ho fatto presente allo Sterpin che poi lo ha riferito qui in questura. La coppia Visintin-Resinovic è stata definita una coppia aperta,
A tal proposito posso riferire che ho appreso da Laura Grassi che in un'occasione, presso una sauna, uno sconosciuto avrebbe allungato una mano verso Liliana. Laura, nella circostanza, aveva fatto notare ciò a Visintin che nell'occasione rispondeva che loro erano una coppia aperta. Domenica 6 marzo ho contattato tutti i profili di amicizia del profilo Facebook di Liliana, con l'intenzione di avere informazioni su di lei che potessero tornare utili per il caso. Tra le tante persone che mi hanno risposto volevo evidenziare che una di queste, tale Maria Luisa, mi aveva riferito di aver incontrato la coppia Visintin-Resinovic a Grado la domenica precedente la scomparsa, domenica 12 dicembre. Questa Maria Luisa era un'amica di infanzia di Liliana ma non la vedeva da tantissimo tempo, tanto che lei aveva un vecchio numero di Liliana non più in uso. Nell'occasione dell'incontro Sebastiano ha scattato alcune foto e girato un video. Il giorno successivo, lunedì 13 nel primo pomeriggio, Liliana le ha inviato le foto e il video fatti dal marito il giorno prima, tramite WhatsApp. Volevo inoltre aggiungere che nei giorni successivi alla scomparsa di Liliana, Sebastiano è venuto a casa nostra chiedendoci di conservargli una somma di denaro, che lui ha indicato intorno ai 10.000 euro, senza specificare il motivo. Noi ci siamo rifiutati. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.